Presidente, oggi presenterete dei risultati importanti, ma avete come proposito di finanziare altri progetti. Sì, oggi siamo qua per dare un giusto risalto a quello che è stato questo bando che riguarda un premio di primo insediamento alle attività extra-agricole. Ha interessato i 22 comuni soci del GAL. I risultati sono meglio di quanto prevedevamo perché sono arrivate 75 domande, di cui 58 finanziate. Oggi tutte le persone che sono state invitate sono coloro che otterranno il contributo, questi 12.000 euro a fondo perduto. È un bando stato molto interessante che pensiamo, se riusciremo a avere ulteriori risorse, di ripetere magari a fine estate, perché abbiamo visto che la risposta dà veramente degli esiti positivi anche per aiutare quello che è lo spopolamento, ma anche ai fini turistici, perché con il nostro aiuto apriranno 58 nuove imprese diversificate tra loro che riguardano parecchie attività. Ecco, in scadenza ci sono altri 2 bandi, possiamo ricordare quali sono? Sì, stiamo lavorando anche su 2 bandi che sono prossimi alla scadenza, raccoglieremo le adesioni, riguardano soprattutto gli enti pubblici. Uno riguarda un servizio di informazione ai cittadini, quanto i comuni fanno a favore della popolazione, quindi è un bando informativo. Stiamo raccogliendo adesso le adesioni, anche qua sarà una grande risposta per comunicare ai cittadini tutte le attività che vengono svolte nel loro territorio. L'altro bando invece, che si lega con quello primo che oggi stiamo parlando, è quello che riguarda il sociale e quindi attività a favore della popolazione per aiutare le attività di residenza dei residenti, soprattutto per gli anziani, perché abbiamo una popolazione sempre più anziana, ma anche per i giovani che tendono ad andare via da questo territorio.